Silenzio in aula! Incaricato della difesa di Victoria Thompson, avvocato Douglas Longwood. L'avvocato più costoso della Nuova Zelanda. La corona contro Victoria Thompson. Forse è così che è cominciata la mia storia. Forse è così che sono arrivata qui, come una trovatella. Ho immaginato tante volte i diversi modi in cui avrebbe potuto essere. Come le ho scritto nella lettera, il padre della bambina mi è ignoto. È mio espresso desiderio non sapere il suo nome. Mia figlia voleva tenere la bambina, ma come lei capirà non è possibile. La bambina non dovrà mai sapere nulla del nostro accordo. Avremo la massima cura di lei. Può starne certo, signore. La ringrazio, signorina Lacrosse. Sono sicuro della sua riservatezza. Non mi ha ancora detto il nome. Il nome? Sì. Come si chiama la piccola? Non mi risulta che abbia un nome. Vittoria! C'è una persona che è venuta per vederti. Lei è un mio parente o un conoscente? Ci conosciamo? Il mio nome è Oliver Thompson. Sono un commerciante. Ho una catena di negozi di mia proprietà. Una piccola catena, ma nel giro di 10 anni conto di avere consistenti profitti. Ecco, vede, mi è stato detto... non si vuole... La prego, si accomodi. Victoria, lei ha mai... ha mai considerato il matrimonio? In salute e in malattia. Di amarti, di rispettarti e di obbedirti. Finché la morte non ci separi. Finché la morte non ci separi. Non mi ero mai immaginata come moglie. Quando la direttrice organizzò il matrimonio con Oliver, ero determinata a fare del mio meglio. Ci era stato insegnato che essere moglie è il destino di ogni donna. Ma rimasi turbata scoprendo che, sebbene sposata, non ero ancora libera. Bene, Victoria, mia cara. Qui dobbiamo separarci per ora. Devi ritornare a scuola. A scuola? Per quanto? Finché non raggiungerai la maggiore età. È solo per poco, mia cara. È così che si usa. Ho paura, mia cara, che dovremo avere entrambi pazienza durante questo periodo di attesa.
Finalmente al termine dell'estate lasciai Natchan e tutto ciò che conoscevo e feci vela verso la mia nuova vita matrimoniale a North Isle. Prepariamo l'ancora. Non è mai stata a North Isle, signora. No, È venuta a raggiungere i suoi genitori. no, sto andando da mio marito. Ci siamo sposati da poco. Il signor Oliver Thompson, a Camber Road. Non sono stato a Camber Road ultimamente. Non conosco bene la zona. Neanch'io. Ho visto il signor Thompson solo 2 volte. Buona permanenza, signora. Buonasera, signora Thompson. Buonasera. Il padrone non è in casa in questo momento. Non è qui? È andato a trovare il padre malato a Woodford. Era indispensabile. Woodford. Ed è molto distante. Direi che ci vogliono 5 ore almeno, con dei cavalli veloci. È molto che il padrone è partito. Stamane, signora. Ha lasciato una cosa per lei. Vuole avere la compiacenza di seguirmi? Il padrone esige che si risparmi. Eccolo lì, signora. È un regalo. Gli dispiaceva non essere qui.
Forse desidera riposare, signora. Il viaggio deve averla stancata. Prima di tutto vorrei portarti a visitare i miei magazzini. Così potrai vedere cosa costruisco con queste mani. A che cosa sto dedicando la mia vita. Ehi, George, vieni qua! Cammina! Questo è mio fratello George, mia moglie Victoria. Quello è il mio socio Billy. Ci diamo da fare, fratellino George? Questi formaggi saranno andati a male prima di arrivare ad Hartford. Ah, Lascia che mette le mani addosso a chi ha sbagliato quest'ordine. è troppo tardi per questo. Qual è il prezzo all'ingrosso? 5 per 1 e 8. Al dettaglio? 3 scellini? Mandate tutto ai negozi, prezzo speciale. Che cosa ne dici, socio, E come facciamo per il trasporto? Per portare tutta questa roba ai negozi? Che problema c'è per il trasporto? Abbiamo un magazzino pieno di formaggi che rischiano di andare a male. Sbrigatela tu per la miseria. Fammi vedere gli ordini. Un topo, ecco! Avanti, incapaci, che aspettate? Avete visto come si fa? Basta avere un po' di coraggio! È semplice, no? Perché non riuscivate a prenderlo? Fino a ieri li mangiavate! Ah sì? Eppure eri felice laggiù. Lo so, me l'hanno detto. Sì, è vero, eravamo tutti felici. Quello che vorrei farti capire è... Quando vieni abbandonato impari a non pensare alla felicità. Come non ho mai pensato di poter avere un padre o un fratello. No, un fratello.
Oliver sta bene? Mi ha detto di dirle che tornerà più tardi. Bellissima. Le piacerebbe venire a vedere i cani? Devo dargli da mangiare. Oliver è molto fiero dei cuccioli. Baby, 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 tieni. Questa è Baby, la mia preferita. Gli altri non la sopportano. Non li lascia mai liberi. Simon se li porta fuori una volta al giorno, puntuale come un orologio. A Oliver piace così. Non capisco perché. Che li tiene a fare allora? Lei che ne pensa? Forza, Baby, andiamo! Andiamo, Baby! Oh. Il tuo grido mi risuona ancora nelle orecchie. Siamo ormai marito e moglie da più di un mese. Vuoi che mi metta dei fiori nei capelli? Credo che dovresti mettere da parte le nozioni che ti ha insegnato la direttrice. Mettitelo bene in testa, Victoria! Forse preferiresti che... Victoria, ti dispiacerebbe? Una spuntatina a questi peli. Chi lo faceva prima che arrivassi? Vorrei che ci fosse più confidenza fra noi due. Perché allora non provi a dimostrarmelo? Sei una donna deliziosa, Victoria. Questo non è un canile. Chi ha fatto entrare il cane? Portatelo fuori! Avete sentito mio padre? Simmons, George, qualcuno porti fuori il cane! Victoria, questo è mio padre, il signor Thompson. Ah, Si stanno dando molto da fare giù a Christchurch. Stanno aprendo un nuovo negozio. Dobbiamo cercare di batterli ad ogni costo. Tieni, prova questo formaggio, padre. Ti piacerà? no. Ah, già, è cibo per topi. Molte grazie. Vi racconto una storiella che vi farà morire dalle risate. Sì? C'è un signore che viene sfidato a duello. Non so quale educazione le sia stata data, signora Thompson, ma nella nostra famiglia è buona regola mostrare rispetto per l'età. Giusto, padre. Allora, dicevo che questo tale viene sfidato a duello e dice all'altro: te la farò pagare per il tuo biglietto da visita. Allora quello gli risponde: Victoria, Victoria, chiudi quella dannata porta. Chiudila. Chiudila. Ah, lascia stare, George. Siedi. Siediti, George! Che cosa dice? Eh? Ah, sì. Allora gli dice: te la farò pagare per il tuo biglietto da visita. E l'altro risponde: perché? Puoi metterlo sulla scrivania del tuo studio e vantarti di avere dei gentiluomini che ti fanno visita. Gentiluomini? Che ti fanno visita. Pensa che gentiluomini? Oh mio Dio. È divertente, eh?
Quando ero ragazzo venivo qui per nasconderli da loro. E mi nascondo ancora. Calmati, Victoria. Calmati. Credo che stasera andrò a dormire presto. Sono stanchissimo. Infreddolito. Oh, maledetta pioggia. I cani staranno sguazzando nel fango fino alle ginocchia. L'altra volta che è piovuto così, li ho trovati marroni dalla testa ai piedi. Non avevano più neanche un pelo bianco. A Simmons gli ci è voluto più di un mese per ripulirli. E ti immagini fare il bagno a dei bestioni del genere? Faresti meglio ad andare, figliolo. Devi lavorare domani mattina. Sta tranquillo, presenteremo un caloroso saluto da parte tua, Victoria, o come diavolo si chiama. Probabilmente sarà già a letto con un libro, se conosco mia moglie. E credo di conoscerla. Ah, signora Simmons? Sì, Vada a vedere cosa fa la padrona. Le dica di venire giù. la signora non è in camera sua, signore. Che cosa? Forse sarà andata giù al canile. È un posto dove va di frequente. Sai, quei cani sono la sua vera passione. Dovresti aspettare prima di giudicarla. Tu dici? Vittoria! Vittoria! Dove sei? Ah! Vittoria! Lì non c'era. E non è in nessun altro posto della casa. Tornerà di certo, vedrai. Non ti devi preoccupare. Sarà bagnata fradicia come te adesso. Sarà pentita al ritorno. Ho guardato anche nei dintorni, non c'è. Credo di averla trattata troppo duramente. Una lezione non può che farle bene. Tu non conosci le donne, figlio mio. Sono tutte uguali. Tutte. Tranne tua madre, naturalmente. Che Dio l'abbia in gloria. Che cosa stavamo dicendo? Buongiorno, signore. Mio padre sta dormendo. La signora era molto spaventata. Che cosa è successo? Dov'è? Mi ha detto di darle questo, signore. Vuole la sua? E questo che cosa significa? Io ho fatto soltanto quello che la signora mi ha Che è ordinato. successo? Ora me ne occupo io, padre. Stavo andando verso Woodford, signore, e lei mi ha detto non andiamo a Woodford, dobbiamo andare in un altro E dove posto. siete andati? Parla avanti, dove? Giù al molo, Perché è signore. andata al molo? Ti faccio sputare l'anima! Se non No, Perché vi prego, diavolo signore, proprio non al fatemi molo? del male. La signora mi ha dato un messaggio e una donna mi ha detto di darvi questo pezzo di carta. Signore, Che cos'è? Che cos'è? Una polizza del Monte dei Pegni. Ha impegnato i cavalli e la carrozza per 100 sterline. Ah, ti avevo avvertito di non fidarti di Me quella ne donna. occupo io, va bene? Riuscirò a trovarla. Siamo arrivati. Dov'è la biglietteria? Là in fondo, signore. Andiamo! Arrivo, figliolo. Aspettami, Oliver! Io voglio conoscere il mondo. Voglio imparare tutto quello che sono in grado di imparare.
Sarei morta se fossi restata in quella casa. C'è qualche nave che sta per partire? Sì. Ha per caso la lista dei passeggeri? Che cosa ha detto? La lista, Vuole il la registro, lista dei l'orario, la passeggeri? lista dei Un momento, passeggeri. calma, Sono dato, abbiamo adesso fretta, guardo, faccia presto. calma. Dio solo sa quanta fretta abbiamo. Ecco qui. Thompson. Sì, Thompson è mia moglie, faccia in fretta. Thompson. Thompson, Ah, che nave questa. È la George Washington che salpa per l'America. Per l'America. Volete acquistare un America, biglietto? Sì, adesso Dov'è così. questa nave? Più avanti, al molo numero 5. Perché è venuta a cercarmi là? Come faceva a sapere della mia esistenza? Con me ha tenuto il segreto fino all'ultimo. Mi sono sentita così sola. Lascialo stare! Attento, figliolo! Lo hai ammazzato. Andiamo. Andiamo. Hai ammazzato mio fratello! Padre, portala via! È tutto finito. Mi sono occupato io di tutto. È sconvolta, poveretta. Vedi, mia cara, la nave stava per partire. Il corpo è... Non lo saprà mai nessuno. Diremo che è partito per l'America e che non ne sappiamo più nulla. Tu sei una ragazza molto fortunata. Tuo marito ti ha Ma salvato. è tutto sistemato, non lo spaventare. No. Devi sapere che sei diverso da tuo fratello. Era la vergogna della nostra famiglia. Io ti perdono, Victoria. Vedrai, ora sarà tutto diverso. Oh Signore, accogli la mia anima contrita. Il mio cuore ha peccato. Io ti ho recato offesa e ora, al culmine del dolore, ti chiedo perdono. Oh Signore, io ti offro il sacrificio della mia vita. Ti supplico, assistimi nell'ora della mia morte e infondimi il tuo amore divino, così che possa soffrire con gioia qualunque dolore. Vieni in mio aiuto, adorato Salvatore, vieni a santificare i miei ultimi sentimenti, vieni a ricevere i miei ultimi sospiri. Amen. Ecco, così è pronta. Chiaro? Ora vieni qui. Tienilo in questo modo e aspetta. Vedi, girati dall'altra parte. Come puoi immaginare, avevano messo tutto a tacere. Ero incinta del figlio di Oliver. Lui era pieno di orgoglio
e la nostra vita coniugale procedeva ordinata come aveva sempre desiderato. Un momento. Prendiamo questo. Ecco, è per te, mia cara. Ecco, amore. Di ciò che era accaduto quella notte non si fece più parola, ma mi fecero chiaramente capire che se non fosse stato per la loro generosa protezione, sarei stata sicuramente arrestata per omicidio. Va avanti, non ti fermare, vai avanti. Ah, padre. Che ne facciamo di questa? È di un fantasma. E se la dovesse scoprire? Non dire scempiaggini, padre. Lei è convinta che sia morto. La sento gridare mentre dorme. Bisogna distruggere. Non preoccuparti, padre. Non mi sono occupato di tutto finora? Formaggio! Mi vuole comprare formaggio? Guardate che bel formaggio! Mi vuole? La guardi! Formaggio! Mi vuole comprare formaggio? Non ha dei parenti o un procuratore legale, mia cara? Non ha nessuno. No, è per questo che sono venuta da lei. Ho scritto alla mia direttrice, ma non ho ricevuto nessuna risposta. Dubito fortemente che ci sia qualcosa che io possa fare per lei. E questo è il suo primo figlio? Ci sarà pure qualcosa che lei mi possa dire. Da quello che mi ha raccontato, ammesso che quanto mi ha riferito risponda al vero, l'istituto le ha organizzato a 18 anni il matrimonio con un uomo che, è lei la prima ad ammetterlo, non la picchia, non le fa soffrire la fame, non le manca di rispetto. E lei non può restare un minuto di più con lui. Io sono terrorizzata. Nessuno mi capisce, nessuno mi vuole credere. Se tutte le donne che stanno per avere un bambino decidessero di divorziare dal proprio marito, non ci sarebbero più né figli né madri. Ha una lunga vita davanti a sé, mia cara. È questo che mi terrorizza, infatti. Io devo fare qualcosa. Devo salvare me stessa. E così è entrata. Come vi dicevo, signore, è entrata e vi si è trattenuta. Meglio perdere entrambe le mani o entrambi i piedi che essere gettati tra le fiamme. E se il tuo occhio ti offende, strappatelo e scaglialo lontano da te. Cari fratelli, non dimentichiamo che facciamo tutti parte di un unico corpo, il corpo di Cristo, e che di quel corpo fanno parte tutti i nostri vicini. Benedite il Signore, guardiamoci attorno con attenzione, poiché gli occhi e le mani del maligno sono dappertutto. Ottimo predicatore. È vero. È senza dubbio a causa della pressione, se ti senti così. Fa attenzione, amore mio. Voglio che tu sappia che sono al corrente di dove sei stata in città.
e di quanto ti sei trattenuta. Te da dove metti i piedi, cara? Vedi, Victoria, ora so che non posso fidarmi di te. D'ora in poi sarai accompagnata da Simmons, dovunque tu vada. È un servitore fedele e mi riferirà ogni tuo pensiero, ogni tuo movimento. Almeno finché non arriverà il bambino. Sebbene io attraversi le oscure valli della morte, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo sostegno mi confortano e sono pronti a difendermi da tutti i miei nemici. Hai unto la mia testa con il tuo olio, la mia coppa si è rovesciata. Sono certo che la bontà e la pietà mi seguiranno in ogni giorno della mia vita e abiterò nella casa del Signore per sempre. Vieni, mia cara. Andiamo. La messa è finita. Devo riaccompagnarti a casa. Perché non è successo a me quello che è successo a mio figlio? Meglio morire fra le braccia della madre che vivere senza vederla. Ora Dio mi ha maledetta. Dio non la giudicherà mai per questo. È la mia unica debolezza. L'unica. Beh, almeno mi illudo che sia così. Spero di no. È davvero curioso. Lei è un ministro di Dio, eppure dimostra un certo quale interesse per gli oggetti pagani. Quello non viene usato nei sacrifici umani. Questo è un amuleto contro i mali d'amore. Vuole bere qualcosa? Grazie. Credo che le permetterò di servirmi.
Victoria! Victoria! Se non stai facendo niente, potresti aiutarmi con le forbici. I miei peletti. Lo sai. Dove sono? Oliver, dove le hai lasciate l'ultima volta? Mio caro, dopo tutto quello che avevo sofferto e creduto per mesi, non puoi immaginare il mio profondo turbamento di fronte a ciò che scoprì quel giorno nel cassetto di Oliver. Victoria! Victoria! Eccomi! No, non questi Simmons. Quelli del reverendo sono nell'altra scatola. Sì, signore. Sono quelli che ho portato da casa. Cosa? Ah, beh, allora grazie, ne approfitto anch'io. Ah, i suoi sono i migliori. Li ho fatti venire da Londra. Ah, benissimo. Sono della migliore qualità. E direi la stessa cosa per la cena. Ho notato che c'era il tuo tocco, mia cara. Sarei felice di andare a Londra. Sapete, ho cercato di immaginarla tante volte. Ma non ti piacerebbe. C'è già tutto quello che si può vedere in un'intera vita. Qui da noi. Un'intera vita. Mhm. Puoi credermi sulla parola. Giusto, reverendo? Un'intera vita. Buono. Volete vedere qualcosa di esaltante? Venite al mio negozio. Abbiamo più ordinazioni di quante riusciamo a sbrigarne. Ah, credo di poter affermare che abbiamo avuto un eccellente autunno e un eccellente inverno. L'hai appena affermato, infatti. Forse un giorno potremo fare quella vacanza di cui ti parlavo. Potremmo andare al cottage, se vuoi. No. Ora sono troppo occupato col negozio. Beh, allora in seguito. Potremmo andarci tutti. Che idea. Nell'oscurità le apparve affascinante. Le fece un segno sulla fronte. Così il giorno dopo avrebbe potuto riconoscere il signore che aveva scelto. Ma se era così affascinante, allora avrebbe dovuto riconoscerlo, con o senza il segno, no? Il mattino seguente rimase disgustata nel vedere il marito che aveva scelto. Ne rimase letteralmente sconvolta. Kiwi invece era di bell'aspetto. Insieme al suo amico Wackham prese la principessa e fuggì, inseguito dal marito. Si tratta di una storia vera. Il marito uccise Kiwi e Wackham e la principessa fuggirono, ma arrivarono sul ciglio di un burrone. Il marito raggiunse la principessa, la afferrò e la gettò giù dalle rocce. Le sue ultime parole furono: "Fui confusa dall'oscurità". Fui confusa dall'oscurità. Per tornare alla sua domanda, non è una storia vera. Sono veri i sentimenti, ma non la storia. E quindi, sempre che il soggetto manifesti un'inclinazione per l'influenza diretta, la combinazione... Victoria, dove sei andata a pescare quella robaccia? Me l'ha dato il reverendo Wilson. È un libro molto famoso di Franz Mesmer. Non avrei dimenticato quello che mi hai promesso. Lasciami finire questo capitolo, Oliver. È molto interessante se ascolti e lasci libera la mente. Lasciare libera la mente. È un altro degli insegnamenti del tuo dottore.
La combinazione di momenti di effettivo contatto fisico tra il soggetto e l'insegnante permette ad un flusso magnetico diretto di scorrere attraverso i rispettivi subconsci. Per essere più precisi, nel corso degli esperimenti l'insegnante dovrebbe tenere un oggetto brillante o lucente. Oliver, dovresti provarci. Tu lo sai che cosa sto aspettando. È più di un'ora che sono qui che aspetto. Ah, su, Oliver, proviamo. Ti prometto che dopo farò tutto quello che vuoi. In questo modo verrà favorito enormemente il trasferimento della volontà del maestro nell'inconscio dell'allievo. Facendo così si crea un legame fra i due impossibile da spezzare. Questo legame permette... Victoria ha finito di leggermi uno dei suoi libri eruditi, Wilson. Non tutte le mogli leggono un intero libro al marito. Allora ti è piaciuto? Di quale libro si tratta? Le teorie del dottor Mesmer sull'inconscio. Ecco, proprio quello. Non crede che sia un po' troppo moderno per lei, Oliver? Per caso le andrebbe di provare a ipnotizzarmi? Ah, sarei felice di far parte del suo esperimento. Ah, no, non credo che lei sarebbe un buon soggetto, Oliver. Lei è pieno di energie vitali. Non riuscirei ad imbrigliarle tutte. Perché non ci prova comunque? Sì, ci provi. Va bene, magari soltanto una volta. Questa è una scienza nuova e misteriosa. Nessuno sa come e perché funzioni. Si sa ancora troppo poco sui suoi effetti. Ecco, ha visto? Gliel'avevo detto, è troppo forte. Ma Non credo che direbbe la stessa cosa di me. Ah, davvero? Ci provi. è straordinario. È una cosa incredibile. E adesso che cosa succede? Non resta che aspettare. La vuole baciare? Victoria. Ora baci l'uomo che ama. È il momento di svegliarla. No, no, no. Lei può andare via se vuole. Io voglio restare un po' da solo con Victoria. Devo interrompere la trance. Non crederà che suo marito non sappia prendersi cura di lei adeguatamente. Ma che dici? Non è questo il punto. Wilson, Victoria è mia moglie.
Penso che andrò a fare 2 passi in giardino, le va bene? Sì. Vittoria, mia cara, ho desiderato da sempre. Passami uno di quelli. Ecco, tieni. Attenzione. Dammi una mano, dai. Piano, piano. Metti il cappuccio, copriti bene. Certo, non si tenga a giudicare. Prendi tu quel bidone. Va bene, va bene. Avanti, muoversi! Siamo pronti, signore. Dai, Andiamo. Sì. Dallo a me! È rimasto poco. Dammi quello che c'è! Ecco, signor Thompson. Fatti da parte, ragazzo! Me ne occupo io! Qui se ne sono negli altri, signore. Ecco qui. Così va bene, signore? Più vapore! Più vapore! Si respira più. Questo dovrebbe sistemarli. Ad aspettarsi. Parker! Parker, vieni ad aiutarmi! Eccomi. Il padrone non sta bene, c'è un dottore nelle vicinanze. Sì, signora, c'è un nuovo dottore, il dottor Finch a Clarington. Ma io non lo conosco assolutamente. Desidera che mandi mio marito a prenderlo, signora? No, forse posso pensarci da sola. Sono desolato, signora Thompson, ma le dispiacerebbe farmi parlare con suo marito da solo? Fa come dice il dottore, mia cara. Le devo fare una domanda molto personale, signor Thompson. Per il bene della sua salute le sarei grato se mi rispondesse onestamente. Per favore, si ricordi che sono un medico. Avanti. Spari, dottore. Ha mai avuto, nel recente passato, la sfortuna di contrarre una malattia venerea? Vede, questi sono i sintomi di un avvelenamento, molto probabilmente da mercurio, che, come sa, è usato nelle cure delle malattie veneree. No, non sono mai stato colpito da malattie in vita mia. Né veneree né di altro genere. Le do la mia parola. Bene, la diagnosi è avvelenamento. In questo momento non sono in grado di stabilirne la causa, ma fortunatamente lo stato della malattia non è grave. Questa medicina rimetterà le cose a posto in breve tempo. Spero che tu abbia detto al dottor Finch dei topi, Oliver. I topi? Oh, già. Nel mio magazzino ce n'erano a dozzine. Ho portato lì qualche uomo per cacciarli. Questo è l'ultimo, non ce ne sono altri! Glielo faccio vedere io! Gli faccio un buco nella pancia a quel bastardo! In quell'occasione lei era presente di persona? È chiaro che c'ero. Non potevo starmene a guardare mentre quelli mangiavano la mia merce. Santi numi, avrebbe dovuto dirmelo subito. Confermo la mia diagnosi. Per favore, segua tutte le mie istruzioni, alla lettera. Garantisco che in pochi giorni sarà sano come un pesce. Tornerò a visitarla dopodomani. Nel frattempo sa dove trovarmi, signora Thompson. E in futuro le consiglio di non dare personalmente il topicida. La sua vita è sicuramente più importante della sua merce. Sta meglio? Sì. Giorno per giorno riacquista le forze. Si sarà spaventata. Il dottore dice che c'è il rischio di una ricaduta.
Ma vedrà, con le sue cure Cosa? migliora così velocemente. È vero. Forse per te è troppo faticoso. Simmons dovrebbe spingere questa dannata sedia. È un buon esercizio. E poi hai passato un mese chiuso dentro casa. Ho provveduto a semplificare le cose. Ho chiesto a mio padre di venire a stare con noi. Tuo padre? È di buona compagnia. Ma sei sicuro che sia giusto? Sì. Ma non sei ancora abbastanza forte. Sai, stai cominciando a piacergli, mia cara. Verrà qui appena i suoi affari saranno sistemati. Non vedo l'ora. Non capisco costringerlo a viaggiare. Si sentirà solo in una casa così grande. Non ti preoccupare, mia cara. Tu hai già fatto abbastanza. Hai visto quanto sono cresciuti quei cuccioli? In primavera dovrò farli accoppiare. Non so esprimere la mia felicità nell'apprendere che alla fine tutto si è risolto per il meglio. So che ti è impossibile corrispondere con me. Spero che almeno riceverai questa mia lettera. Mi ha rattristato sapere quanto hai sofferto. Se mi fosse minimamente possibile raggiungerti, sta pur certa che non esiterei a farlo. Posso solo sperare e sognare che la provvidenza troverà un modo per riunirci un giorno. Sei sempre nei miei pensieri. Signora Simmons, il dottore ha prescritto una dieta speciale. Ah, va bene, signora. Ci penso io, signora Simmons. Lei può andare. Aiuto! Dottore! Dottore, non riesco a respirare, la mia gola. Urlavo e gridavo. Non riuscivo a muovermi. Mi sono spaventato sempre di più. Mi sentivo soffocare. Lei deve aiutarmi, dottore, lo prego. È comprensibile, signor Thompson. Lei ha avuto all'improvviso una febbre molto alta e questi sogni sono del tutto normali. Allora mi salvi, dottore. Ero guarito e ora peggioro di giorno in giorno. Sento che la vita mi sta abbandonando. Stia calmo, non si preoccupi, signor Thompson. È solo una ricaduta temporanea. Era prevedibile, può succedere. Mi si sono indeboliti i denti. Mi sanguinano le gengive. Non è entrato di nuovo in contatto con il topicide? Le giuro di no, dottore. Non sono mai stato male in tutta la mia vita. Perché non cerca di riposare un po', signor Thompson? Io... Intanto le preparo un'altra ricetta.
Le forze di Oliver si affievolivano lentamente e divenne indispensabile che il giovane dottor Finch lo accudisse e che a volte vegliasse su di lui durante la notte. Una volta, osservandolo dalla finestra, capii che il dottore si stava chiedendo il perché della mancata risposta al trattamento. Ma sapevo che io sola avevo il potere di confortare Oliver, di calmarlo, di farlo dormire. La prego, cerchi di calmarsi. Lo so che fa male, ma è necessario per farla tornare in buona salute. Per favore, signor Thompson, abbiamo quasi finito. La prego di accettare le mie più sincere condoglianze. Sono molto addolorato. È stato un duro colpo. Oliver, gli affari. Crede di essere in grado di andare ad aprire il negozio a Christchurch. Dimmi che cosa hai fatto a mio figlio. Ah? Anche se Dio ti dovesse perdonare, io non lo farò mai. Farò di tutto perché tu venga impiccata per questo delitto. Sta certa che lo farò.
Strano. Abbassa un po' la lampada. Santo cielo. Cloroformio. Grazie per aver aspettato. E così, caro George, quella mattina sono venuti a prendermi. Adesso è finita. E accetterò tutto quello che mi accadrà, di qualsiasi cosa si tratti. Mi tremano le gambe. Se non fossi arrivato al momento giusto, con ogni probabilità lei non sarebbe in libertà provvisoria. Stiamo pensando a tutto, le assicuro. La sua difesa è nelle mani migliori. Ma la verità, avvocato, Mia è che... cara, se sta per confidarmi che ha ucciso suo marito o meno, le suggerisco di fermarsi. Vede, preferisco non saperlo. Mi dà molta più soddisfazione. Ora, per Ha continuare... parlato con il nostro pastore, il reverendo James Wilson. Lui mi scagionerebbe, conosce tutta la mia vita. Ho cercato di avere un appuntamento, ma sono arrivato troppo tardi. Troppo tardi. Era già partito. Partito? Cosa sta dicendo, avvocato? Il suo amico, il pastore Wilson, se n'è andato. È partito il giorno del suo arresto. È stato trasferito in Giappone, credo. Non lo sapeva? Silenzio in aula! La corona contro Victoria Thompson. Può dirci qual è stato l'argomento della conversazione, signora Simmons? Ho sentito solo il pastore Wilson che rideva, proprio nel momento in cui varcavo la soglia del salotto. Quando sono ritornata con il tè, lui si era già calmato. Il reverendo si trovava vicino al pianoforte. Teneva la mano del povero signor Thompson in maniera molto curiosa. Poi ho udito di nuovo le loro voci, soprattutto quella del pastore Wilson. Ma non ho la più pallida idea di che cosa stesse dicendo. Probabilmente stava pregando. Comunque, anche una piccolissima quantità avrebbe potuto danneggiare la trachea. E non c'è assolutamente la minima prova che il cloroformio abbia raggiunto lo stomaco. La gola del defunto non era danneggiata in alcun modo. Eppure, dai risultati del suo esame, dottore, c'era un'enorme quantità di cloroformio nello stomaco del defunto. Non posso. Non mi è possibile dare una spiegazione di questo fenomeno. Né a me né ai miei illustrissimi colleghi. Mi dispiace. Ma la verità è che non esiste alcuna spiegazione. Sono sicuro che una spiegazione ci deve essere, dottore. Se si escludono forze sovrannaturali. Le saremmo estremamente grati se si attenesse ai fatti, senza richiamarsi a forze sovrannaturali. Domando scusa, signore. Le è mai capitato di notare la presenza di cloroformio nella dimora del defunto? Sì, ho visto una bottiglia di cloroformio. Ma c'erano anche altre sostanze chimiche e disinfettanti. Venivano usate per curare i cani, se ricordo bene. Può dirci quanto cloroformio c'era nella bottiglia che ha visto? Lei è un dottore. A lei posso dire la verità. Non ce la faccio più. Mi sembra di non riuscire più a fare niente per lui. È al di sopra delle mie forze. Lui è spaventoso. E la sua bocca. Il reverendo Wilson, un mio buon amico, un amico di famiglia. Ci vogliamo bene come fratello e sorella. Gli ho chiesto di procurarmi del cloroformio per poter calmare Oliver quando diventava troppo insistente. Voleva calmarlo. E come? Io gliene mettevo una goccia sul viso, ma una soltanto, non di più. In questo modo è sempre riuscita a dormire. Non gli ha mai fatto alcun male. Ha ancora la bottiglia? Sì.
In futuro, signora Thompson, sarò io a somministrare i farmaci. Da quanto ricordo, mi sembra che ce ne fosse circa 1 decilitro, o forse 1,5, ma certamente più di mezza bottiglia. E dove si trova ora quella bottiglia, dottor Finch? È caduta per terra. È andata in pezzi. Signori della giuria, periti nominati da questa corte, medici di chiara fama, ci hanno informati che la medicina non può spiegare come mai una sostanza velenosa potesse trovarsi nello stomaco del signor Oliver Thompson. Noi viviamo in un'epoca illuminata, perciò è giusto che ascoltiamo quello che gli esperti e i saggi hanno da dirci. E ciò che hanno da dire è quanto segue. Noi non abbiamo idea di come il signor Thompson sia deceduto. E se, signori, non sappiamo questo, come possiamo incolpare della sua morte una fragile donna? Sei tu? Sì. Come possiamo sostenere che questa donna abbia commesso un crimine che ha sconcertato i saggi e gli esperti? Leggimi qualcosa. Se vuoi. Sai dove eravamo rimasti? Sì. La nostra legge garantisce sempre il beneficio del dubbio. E in questo caso al dubbio è stato lasciato molto spazio. E questa è la storia della fanciulla. Nel collegio, a causa della sua particolare altezza, veniva derisa dalle compagne, che l'avevano soprannominata giraffa. Ma un giorno il direttore del collegio la fece chiamare e la rassicurò, dicendole che era una gazzella, non una giraffa, e che aveva una grande qualità, una perfetta padronanza della lingua. È noto che niente è tanto efficace quanto un complimento fatto da una persona di cui si ha profonda stima e rispetto. Dopo questo complimento, la fanciulla si applicò nello studio delle abitudini di questi delicati animali, nel tentativo di imitarne le movenze raffinate, e il suo impegno venne ben ricompensato, poiché sposò Sir John Medin, un gentiluomo diventato barone per le sue nobili gesta. Tutto questo era ben al di sopra dell'ambiente dal quale proveniva. Era un vanto essersi sposata frequentando ancora il collegio. Ormai la fanciulla di un tempo è diventata una vera signora. La si può incontrare di frequente in società con le sue 2 figlie.
importante che tu sappia come sono andate le cose quella notte. Oliver cadde facilmente in trance profonda. Si era ormai abituato. Mentre era in quello stato, gli diedi il cloroformio. Lo ingoiò tutto, senza indugiare un attimo. Non so che cosa mi succederà adesso. Tutto quello che so è che non ti dimenticherò mai. Sarò sempre la tua devota Victoria Thompson. La giuria chiede il permesso di rivolgere un'ulteriore domanda al dottor Finch. Il dottor Finch è presente? La Corte concede il permesso. Dottore, se il cloroformio fosse stato somministrato al defunto contro la sua volontà, con la forza, avrebbe lasciato qualche traccia? Per quanto ne so, direi di sì. E non ne è stata trovata alcuna traccia? No, nel modo più assoluto. Nessun'altra domanda, signore. Silenzio! Signori della giuria, avete raggiunto un verdetto? Sì, vostro onore. Considerate l'imputata Victoria Thompson colpevole o non colpevole del crimine a lei imputato? Non colpevole.
La vicenda di Victoria è ispirata a un personaggio realmente esistito e a un delitto e un processo realmente avvenuti. All'epoca si pensò che Victoria e George fossero emigrati in America per cominciare una nuova vita. Victoria aveva 19 anni.